Le due facce della Banca Popolare di Vicenza, la vera e la falsa. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. I conti questa volta sono a tuo favore. I 2 libri di Vicenza Più insieme a solo 20 euro anziché 25. Li trovi in coppia solo su Amazon e sullo shop di vicenzapiù.com. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. E ti sarà tutto più chiaro sul crack vicentino del secolo. A 20 euro su Amazon e sullo shop di vicenzapiù.com. Benvenuto, io sono Sergio Berlato, sono il capogruppo di Fratelli d'Italia qui in Consiglio regionale. Sono anche il coordinatore regionale del Partito per il Veneto. Io ho organizzato questa conferenza stampa, l'ho organizzata io perché altrimenti non potremmo tenere una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale, l'ho organizzata come gruppo, ma ho aderito a una proposta dei rappresentanti delle varie associazioni che hanno come obiettivo principale tutelare i risparmiatori che sono stati vittime del crack delle popolari, come ben sapete, che voi rappresentate, e quindi il mio compito è quello di farvi da megafono, cioè di dare la possibilità a tutti voi di poter esprimere le vostre posizioni e fare anche il punto della situazione sullo stato dell'arte di attuazione di quei provvedimenti a livello nazionale che dovrebbero o avrebbero dovuto dare giusto riscontro alle aspettative di tantissimi risparmiatori. Io sono stato anche membro dell'ufficio di presidenza di entrambe le commissioni d'inchiesta che la Regione del Veneto ha istituito per fare luce su quanto accaduto in merito ai crack delle popolari, quindi ho avuto modo di acquisire una serie di testimonianze e di documentazioni che poi abbiamo condensato in una relazione che abbiamo presentato poi al Consiglio regionale, che è stata approvata dal Consiglio regionale. Ho visto anche qualche critica su quella relazione, come se qualcuno di noi volesse coprire le responsabilità o degli amministratori o qualcun altro. Così non è, ve lo dico in modo molto chiaro. Abbiamo raccolto la documentazione, le testimonianze e tutti gli elementi utili per permettere a chi di dovere di agire di conseguenza. Quello non era il punto di arrivo, ma il punto di partenza, per favorire anche il lavoro della magistratura, che ci auguriamo faccia presto e bene, che quindi possa andare a evidenziare le responsabilità in capo in particolar modo agli amministratori delle banche e in capo a chi doveva controllare a livello nazionale e a livello locale. Però quello è un compito della magistratura. La documentazione che abbiamo presentato e approvato in Consiglio serve anche a permettere alla politica di agire, perché fermo restando quanto avverrà, quindi con l'assunzione di responsabilità che verrà poi messa in luce dall'azione della magistratura, e la politica che deve fare il suo lavoro, e che è quello di dare giusto riscontro alle aspettative di tanti risparmiatori che attendono giustamente di avere risposte concrete e non promesse che con l'andare del tempo vengono sempre rinviate. Il motivo è questo, perché adesso noi, partendo da quel documento, abbiamo più volte invitato chi ha il dovere di agire di farlo, sia in ambito della magistratura sia in ambito politico. Questo è un compito nostro. Quindi io cedo la parola adesso al signor Miatello per dire che ha fatto in modo da favorire questo incontro per fare il punto della situazione e anche per far sì che quello che andremo a fare, noi abbiamo depositato una mozione che troverete nella vostra cartella, che mi auguro sia in linea con le aspettative di chi rappresentate, e questa mozione che noi chiederemo venga sottoscritta da tutti i colleghi consiglieri regionali di tutte le forze politiche, in modo tale da dare più forza alla nostra azione, anche per impegnare la Giunta a intervenire sul governo nazionale per fare in modo che si passi dalle parole ai fatti e si possano onorare gli impegni assunti anche in campagna elettorale, perché poi le promesse costano poco, ma onorare le promesse può determinare anche la credibilità delle persone, anche tra coloro che fanno politica. Mi fermo unicamente qua per dire che questa azione che noi andiamo a fare in Consiglio regionale, ribadisco, noi inviteremo
tutti i consiglieri di tutte le forze politiche a sottoscrivere questa mozione, che è un atto politico forte che deve essere approvato dal Consiglio regionale. Questa avrà un'analoga iniziativa al Parlamento nazionale, perché la stessa identica cosa faremo anche al Parlamento nazionale per dare più forza e più voce alle vostre sacrosante rivendicazioni. La parola a Sonia. Sì, allora io ringrazio intanto il consigliere Sergio Berlato per la sua disponibilità per darci modo di chiarire innanzitutto che tutte le associazioni che fanno parte, diciamo, oggi di questo incontro, e anche qualcuna che non c'è, che ha dato delega, non hanno contribuito all'istituzione di questa legge. Questo deve essere chiaro. Sono la maggior parte delle associazioni sono escluse perché hanno escluso comunque sempre 2 associazioni che hanno fatto con le loro idee diverse da tutte le altre associazioni, hanno contribuito a fare questa legge che secondo noi, ma secondo ormai tutti, ha delle grosse criticità. Io mi sono preso briga di essere sempre il primo, però la legge a cui si riferisce Alberto Minazzi, giornale di Vicenza. Sì, è la legge fondo e indennizzo risparmiatori. La 145. Quindi allora queste persone che io sono onorato di aver conosciuto sono tutte persone rappresentanti di associazioni che hanno contribuito fin dall'inizio per istituire il fondo. Queste associazioni tutte assieme hanno collaborato per individuare una risorsa che non era a bilancio, che sono i conti dormienti. Tutte queste associazioni hanno manifestato, fatto pressione, hanno fatto iniziative a Roma, all'ONU, tutte assieme sono riuscite a portare la politica tutta a ravvedersi, quindi il 27/12/2017, a istituire un fondo di ristoro per comunque risparmiatori trasformati in azionisti, ma di fatto era stato istituito il primo fondo sulla storia che rimborsava degli azionisti. Da quel momento siamo andati avanti con tutta una serie di iniziative, perché quello che a noi interessava era sempre iniziare. Era stato creato il principio che per una necessità criticabile diciamo da tutti i fronti o meno criticabile, il governo aveva con un decreto, il decreto 99 del 25 giugno 2017, aveva cancellato le 2 banche, in precedenza le 4 banche del centro-sud. Saluto Milena che è in rappresentanza delle 4 banche, Carife, Etruria, eccetera. Banca Marche e Carichese. Ecco, praticamente lo Stato il governo aveva fatto questo decreto e aveva creato una disequità, perché pur salvando i conti correnti, i dipendenti, eccetera, era andato in deroga sul codice civile per i diritti, cancellando 2 banche e le altre 4. Noi da quel punto abbiamo detto: troviamo uno strumento che possa come Stato certificare che questa è stata una colossale truffa di massa, perché c'erano tutti gli elementi perché si potesse dimostrare, e da lì abbiamo iniziato il 2 luglio 2017 invitando tutte le associazioni. Quindi queste stesse associazioni sono sempre state invitate tutte. 2018? 2 luglio 2018? No, 2017. 2 luglio 2017 avevamo invitato anche il presidente Zaia, che ci ha fatto una lettera dicendo che non poteva venire,
e da lì siamo partiti comunque a unire la politica e abbiamo fatto assieme a tutte queste associazioni un cambiamento su quello che era il principio di base. Le persone che erano state truffate non erano investitori speculatori, ma erano risparmiatori che avevano accantonato i loro risparmi in queste quote delle banche che poi per tutta una serie di motivi hanno cancellato i loro risparmi. Allora, alla fine noi ci siamo trovati fino al 15 dicembre 2018 con queste associazioni, quindi ad eccezione di 2 o 3 altre associazioni che la pensavano diversamente, a portare avanti il progetto di legge, l'articolo 38, che seppur aveva delle problematiche, avevano praticamente considerato quasi tutte le nostre modifiche. È stato votato alla Camera, quindi da parte di tutte le associazioni c'era anche soddisfazione, perché comunque si parlava, diciamo, di un iniziale a conto del 30%, tramite, diciamo, questo arbitro c'era quasi la garanzia che veniva riconosciuta la rivalutazione di interessi per i vecchi. Il 16 dicembre 2018 è partito un emendamento dal 5 Stelle e hanno sconvolto completamente la normativa. Noi ci siamo trovati con questa normativa, non è vero che l'ha chiesta ai risparmiatori, quindi chi dice questo dice una cosa che non è reale, e se lo dice, qualsiasi esso sia, dovrebbe informarsi, perché se 2 persone possono condizionare la sorte di migliaia di persone, voi capite che o non capiamo niente nessuno o siamo in dittatura. Quindi questo è il problema. Allora, a caratteri cubitali, questa legge non l'ha voluta i risparmiatori, è una legge che è stata fatta. Noi come associazioni, perché noi siamo associazioni che hanno messo tutto per salvaguardare i risparmiatori e le conseguenze drammatiche che i risparmiatori col tempo che passa hanno. Ricordo che ci sono 25.000 aziende a rischio di fallimento che sono state passate dalla LCA alla SGA senza nessun filtro, e che i loro debiti, i loro crediti vengono cartolarizzati. Ci rendiamo conto della drammaticità e ogni minuto che passa c'è qualcuno che rischia l'azienda, la casa. Ma parliamo di persone che non hanno rischiato, persone che avevano i loro risparmi, hanno chiesto di averli indietro, gli hanno detto ma no, ma non preoccuparti, te li diamo fra 6 mesi, intanto se hai bisogno di 30.000 euro firma il fido. Quel fido è diventato un debito. Se quella persona non dà indietro quei 30.000 euro, rischia tutto. E questo è quello che sta avvenendo con decreti ingiuntivi, aziende che hanno già fallito. Io non capisco, non ci sono consiglieri qua, scusate. Sì, tanto, chiedo scusa, c'è raggiunto il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Massimo Giorgetti, lo ringraziamo grazie per la sua presenza, perché è in atto contestualmente la seduta di consiglio, quindi alcuni consiglieri sono in aula per dire, quindi sarà nostra cura adesso, compatibilmente con i lavori del consiglio, magari vedremo arrivare anche degli altri consiglieri. Intanto abbiamo il vicepresidente vicario del consiglio che compatibilmente con i lavori d'aula ovviamente seguirà i nostri lavori, interverrà quando e se chiederà di intervenire, per chiarire l'aspetto. Prego. Sì, finisco. Allora, cioè queste associazioni che hanno combattuto per questo progetto si sono sempre rese conto fin dall'inizio di quello che poteva succedere e sta succedendo. Il rischio che noi stiamo correndo non è il semplice risparmio che è stato levato via con questi algoritmi, con tutta questa serie di violazioni da parte di uno o dell'altro, di controlli. E
queste vittime purtroppo sono legate ad attività, sono legate ad aziende, vittime che si sono indebitate per avere magari un anticipo dei loro risparmi e che adesso non possono praticamente pagare questo debito. Allora, il fondo che noi avevamo sognato e progettato... Scusi, era un debito garantito dalle azioni, giusto? Esatto. No, questo è importante il passaggio. Esatto. Hanno chiesto del denaro. No, no, allora, loro avevano i loro risparmi in quote azionarie della banca. Sì. Queste quote, c'è chi aveva bisogno dei 20-30 mila euro, dei 100.000. Non ha potuto venderle. Non gliel'hanno vendute, gli hanno detto: ma non preoccupate, settimana prossima ti arrivano, intanto firma i 30.000. Poi i 30.000 non sono più arrivati. Spiega il passaggio che è importante. Hanno cancellato naturalmente il valore di queste quote azionarie, che poi sono state di fatto diventate azioni, perché le banche sono state trasformate in SpA. Quindi noi ci troviamo in una situazione di persone che sono vittime innocenti di questo raggiro, di questa truffa che è stata accertata dalla commissione d'inchiesta parlamentare, perché chi dice che non ha fatto niente la commissione d'inchiesta parlamentare probabilmente ha anche ragione, ma sicuramente ha dichiarato con prove, con 3 relazioni, una di maggioranza e 2 di minoranza, che questa è stata una truffa colossale di massa. E essendo una truffa colossale di massa, si poteva istituire un fondo vittime da reato finanziario, cosa che poi è avvenuta il 27 dicembre 2017. Da lì si è partito, perché questo fondo era stato alimentato solo con 100 milioni di euro, che però onestamente era comunque ricaricabile, quindi finito i 25 si poteva ricaricare. Questo governo del cambiamento è arrivato con un grande cambiamento, perché comunque ha inserito tutti i conti dormienti nel fondo. Avevamo lavorato assieme per l'articolo 38, ricordo che a settembre col milleproroghe questo governo, su struttura del precedente fondo, ha pagato più di 500 risparmiatori senza che l'Europa, senza nessun tipo di problema, risparmiatori che si sono visti arrivare al 30%. Perché? Perché aveva introdotto l'arbitro, che chi aveva avuto il lodo dell'arbitro ACF, ecco, poteva avere questo 30%. Detto questo, ci siamo trovati dal 16 dicembre in una situazione che secondo noi è un'odissea, perché comunque sia tutto doveva partire entro il 31 gennaio 2019. Allora, 31 gennaio 2019, chi ha ricevuto dei decreti ingiuntivi prima del 31 gennaio aveva chiesto una sospensiva al giudice. Attenzione signor giudice, io sono vittima, mi arriva un 30%, le chiedo di sospendere l'esecuzione. Allora, sul 90% dei casi non hanno sospeso e vanno avanti. Perché? Perché una legge non è, cioè un fondo che è legittimato da una legge, se non è attuato vale 0. Quindi l'importanza dell'immediatezza, condivisa da tutti, è che noi dobbiamo partire, ed è per questo che noi abbiamo fatto tutte le varie critiche, però abbiamo detto: siamo responsabili, fate una forzatura nei decreti attuativi, pur sapendo che è una forzatura perché la legge non lo prevede, però secondo, diciamo, vari professionisti, questa forzatura della detenzione, quindi di inserire anche ho detenuto in violazione alle informazioni false che tu mi hai dato, se no avrei venduto. E poi la possibilità di avere che questa commissione che viene costituita, che dovrebbe essere costituita, acquisisca i documenti per evitare che tutti i risparmiatori praticamente debbano avere il peso di dimostrare una violazione massiva. Con queste 2 richieste noi abbiamo, diciamo al governo: parti subito
non ci devono essere problemi perché i soldi ci sono. Poi naturalmente i colleghi dopo diranno anche la loro. Noi siamo perché questo deve essere un appunto, siamo perché comunque un risparmiatore che ha perso il suo risparmio dovrebbe ricevere dovrebbe riceverlo tutto. Ecco, naturalmente però quello che noi abbiamo lottato è l'immediatezza e ci sia una garanzia di un fondo che comunque dà a queste persone anche un po' di ripresa di quello che avevano perso, perché oltre ai soldi queste persone avevano perso anche la fiducia in se stessi, perché voi capite, uno si sente anche, diciamo, ignorante, stupido per essere stato fregato. Poi invece se c'è una legge che dichiara che è una vittima, è mal comune mezzo gaudio. Quindi io ringrazio il consigliere Berlato perché ha fatto sua questa nostra proposta, e ora se qualcuno vuol dire qualcosa. Sì, scusate, allora proprio per l'ordine dei lavori, anche per permettere a tutti voi di poter intervenire, quindi fate in modo, noi come vi dicevo a mezzogiorno dobbiamo lasciare questa sala perché ci sono altre iniziative concomitanti. Dovevamo anche già riunirci nella sala Poi, che è una sala adiacente a questa, che era l'oggetto dell'incontro, ma questioni organizzative ci hanno imposto di fare, anche per dare spazio a tutti voi, adeguata accoglienza, di riunirci qui in questa sala, però a mezzogiorno, ecco, allora dobbiamo andarcene. Ciò significa che nella misura in cui vogliate intervenire, credo di sì, qui noi abbiamo mandato un invito ai rappresentanti di tutte le associazioni, non abbiamo fatto alcun tipo di distinzione perché ritenevamo giusto farlo. So, in alcuni altri casi sono stati fatti altri incontri dove magari qualcuno è stato invitato e qualcuno no. Noi riteniamo che abbiano pari diritto di contribuire a dare il proprio apporto tutti i rappresentanti di tutte le associazioni, dopodiché ognuno prenderà le decisioni che ritiene. Però ecco, qui poi alcuni sono arrivati, la maggior parte vedo che hanno aderito all'invito, qualcuno ha scelto autonomamente di non aderire, ma è una scelta dei singoli soggetti, perché deve scappare anche lei, perché mi sembra che ci sia un'altra conferenza stampa. Un altro appuntamento, comunque ho capito, su adesso vi lascio confrontare le due. Benissimo, grazie, buon lavoro a lei. Quindi facciamo in modo da riuscire a ripartirci i tempi. Chi vuole prendere la parola prende la parola, la chiede, può intervenire, ho visto subito, ovviamente per fare in modo che possiamo conoscersi bene, quando prendete la parola dite in rappresentanza di chi siete qui venuti a presenziare. Prego, lei. Buongiorno a tutti, io sono Barbara Venuti, arrivo da Udine. In molti, insomma, tra di noi ci conosciamo già, rappresento Consumatori Attivi Friuli Venezia Giulia e nella fattispecie mia madre e me stessa, dato che il dramma lo viviamo sulla nostra pelle. Io ancora oggi faccio fatica a spiegare a mia madre cosa sia accaduto dal 2015 ad oggi. Ma a parte questo che accomuna molti di noi anche al di fuori di queste stanze, io oggi vorrei focalizzarmi su qualcosa di fondamentale. Ammesso e concesso che purtroppo quello che sta accadendo non è quello che abbiamo concordato, discusso, su cui ci sono stati confronti anche durante il fine settimana, perché molti di noi stanno rinunciando a tutto per lavorare seriamente, con studio, a tutto questo. Noi l'ultimo giro a Roma l'abbiamo fatto prima di Natale e c'era stato assicurato non soltanto che avremmo avuto delle anteprime importanti, ma che non sarebbe accaduto nulla a nostro discapito, salvo poi vedere quel 20 dicembre sceneggiate al Senato che sono state alquanto deleterie. Detto questo, io vorrei chiedere attraverso voi, in modo istituzionale, ufficiale, un incontro con il Ministro Tria, perché ad oggi a me, e credo a molti dei risparmiatori, non interessa più chi ha o chi non ha le colpe. Ci sono state delle scadenze che non sono state rispettate. Ad oggi il Ministro Tria non ha affidato e non ha dato competenza e delega banche. I due sottosegretari, soprattutto l'onorevole Villarosa, che lavora di più al fondo, possono conferire, ma fino ad un certo punto, quindi la firma finale, la scelta finale sicuramente spetterà sempre a Tria.
Di conseguenza, siccome a noi sfuggono dinamiche che non sono neppure di mia e di nostra competenza, allora chiedo possibilmente in modo ufficiale un incontro con il Ministro. Dopodiché ci sono dei passaggi però che sono importanti e su cui ho rilevato e noto, diciamo così, delle mancanze o delle lacune in questa proposta che purtroppo ricalcano la bozza che è già stata presentata. Allora, intanto molto bello allargare la platea, quindi abbiamo coinvolto i vecchi titolari della Popolare Udinese, nel nostro caso i vecchi titolari della Popolare di Vicenza. Ma se io allargo la platea e prevedo un indennizzo, che non deve essere indennizzo, ma io ribatto, deve essere un ristoro, non indennizzo ma ristoro sottolineato, se io decido che è il 30% e non lo rivaluto neppure gli interessi legali, credetemi che i miei compaesani neppure faranno partire la domanda. Diventa quindi molto social divulgare messaggi del tipo il 1,5 miliardi avanzerà pure perché l'asticella si alza. Ti credo, nessuno avrà una rivalutazione degli interessi, è ovvio che ogni anno avanzeranno dei soldi per incrementare il fondo l'anno successivo, però io non devo, tra virgolette, sperare o confidare che un risparmiatore disperato come me non faccia la domanda o se ne dimentichi perché avrò più denari l'anno successivo. Il fondo era stato pattuito si rialimentasse ogni anno attraverso le scadenze che ogni anno avremo a novembre dall'utilizzo dei conti dormienti che poi vanno a disponibilità del MEF. Detto questo, è sparito il secondo miliardo che doveva aggiungersi al 1,5 miliardi dichiarato per il biennio 22-23, che avrebbe già in fase iniziale alzato l'asticella tra il 40 e il 45%, ed è sparito già in fase di votazione legge di bilancio, articolo 38 legge di stabilità. Quindi già ci sono tante le lacune. Rivalutazione assente, l'acconto è stato tolto, quindi il 30% è diventato un saldo. Non è più un quinquennio che doveva andare dal 19 al 23, ma è diventato un triennio 19-20-21 e lì finisce. Posso, tra virgolette, anche accettare il paletto dei 100.000 euro, però non dimentichiamoci che ci sono interi nuclei familiari che hanno svincolato titoli di Stato e magari anche buoni fruttiferi postali su invito all'acquisto e agli aumenti di capitale, quindi perdendo molto più di 100.000 euro. La mia famiglia con degli accantonamenti durati 30-40 anni, se gli arrivasse o mia madre arrivasse il 30%, purtroppo non cambiamo neanche le gomme della macchina, detta come va detta, se viene esclusa la rivalutazione monetaria. Oltretutto voi avete ripetuto e avete ricalcato quel possesso degli strumenti finanziari antecedente e successivo al biennio 13-14. Deve essere chiarita la platea di chi può fare accesso al FIR, perché se viene dichiarato possessore dei titoli anche colui che le ha acquistate dopo la liquidazione coatta, quindi a zero, con degli accordi privati, allora c'è qualcosa che a me non torna, per cui io per prima necessito di chiarimenti, perché io posso comprendere il bisogno di liquidità, però gli accordi privati non sono inclusi nell'accesso al fondo, per cui queste posizioni, e se ci sono state delle vendite o dei cambiamenti nel libro soci, devono essere palesi per tutti, quindi deve essere evidenziato il libro soci, a questo punto capire se ci sono state delle nuove figure che hanno aumentato il numero dei titoli in possesso dopo le liquidazioni coatte, nel nostro caso dopo le risoluzioni per quanto riguarda le banche centrali. Questo non è un dato da poco. Il problema sulla violazione massiva l'abbiamo chiarito ovunque. Si dice sì, potrebbe essere un problema, oppure no, perché una volta entrati in possesso, e me lo auguro, perché io c'ero l'anno scorso nella vostra commissione per quanto riguarda le interrogazioni sulle banche, se finalmente il prima possibile questi documenti e queste relazioni non saranno segretate, saranno a disponibilità anche del Ministero e non soltanto della magistratura, sarà evidente che l'informativa era manchevole e assente anche molto prima del 2013 o del 2012. Siccome però i dubbi anche tra di noi sono sorti e sono notevoli, magari se li chiariste, così anche tra di noi la discussione diventa meno accesa, perché io e Patrizio, come anche Milena e l'avvocato Cavalcante, abbiamo avuto diverse prospettive in merito a questi punti. E poi è importante soprattutto, adesso scadenza o non scadenza del 30 gennaio, che si arrivi ad un punto definitivo.
io fisicamente posso anche reggere e posso anche portare avanti 16.000 istanze per 16.000 friulani, perché non sembra, sicuramente voi in Veneto rappresentate la compagine più elevata, però noi a Udine siamo 8.000, 16.000 comprendendo anche la banca Veneto Banca, perché abbiamo anche Veneto Banca. Io posso anche andare avanti a Carponi, abbiamo anche detto che probabilmente ci piazzeremo sotto il MEF e sono capace di farlo e siamo capaci di farlo. Però siccome non sono io a dover chiedere perdono e non siamo noi a doverci umiliare, adesso veramente basta. C'era una scadenza che non è stata rispettata, l'8 di febbraio. Noi entro venerdì avremmo dovuto avere, perché c'è stata l'invito, la pretesa, l'indicazione a inviare ai sottosegretari i correttivi in merito alla legge, alla bozza della legge sul decreto FIR. Li abbiamo inviati entro mezzogiorno come volevano. Siamo arrivati alla settimana terminata e in quel venerdì non solo non è arrivato il decreto attuativo, ma ancora non ci è chiaro come si arriverà ai 9 tecnici della Consap, del MEF, chi sono. Questi 9 tecnici hanno una competenza tale per cui saranno in grado, a differenza delle persone, dei tecnici Consob, di valutare 200.000-300.000 domande, si prenderanno la responsabilità di dire sì ti accetto, no non ti accetto. Oltretutto, dal primo al secondo decreto sarebbero dovuti passare 45 giorni. Ci manca ancora il primo decreto. Io sono un'operatrice allo sportello e sto dedicando la mia vita, veramente la mia vita, non solo a quelle persone allo sportello, ma a tutto questo che ormai è diventato al limite dell'ossessione. E ve lo dico perché io mi sono anche costituita al processo, quindi io sarò lì e sono lì ad ogni udienza, perché io vorrò vedere quelle persone, sono anche tra chi si è reso disponibile a testimoniare. Ma non è più tollerabile tanta grossolanità e queste indecisioni e dichiarazioni del tipo non daremo più scadenze. A me oggi non interessa più chi sono i colpevoli, non interessa più chi ha marciato contro la 205 al 38 al FIR, perché io e noi c'eravamo anche con il sottosegretario Baretta, perché è giusto collaborare in modo costruttivo con tutti, perché io reputo che una vicenda come questa sia di dimensioni talmente drammatica a livello sociale che non dovrebbe avere né colori né bandiera. Peccato che poi subentri la diatriba politica, non è un ambito che a me compete, non rientro, però credetemi che io con l'avvocato Puschiasis ed altri risparmiatori abbiamo inseguito tutti voi alle politiche dello scorso anno, andando e presenziando ad ogni incontro nella campagna elettorale, consegnando i documenti inerenti alla disperazione e un aiuto che arrivava dal territorio, e vi ho rinseguito quando poi c'è stata la campagna per le nostre regionali, che ha visto poi Federica adesso la presidenza FVG, riproponendo gli stessi documenti. Io mi ritrovo a un anno di distanza ad essere al punto di partenza con un decreto attuativo di cui non sappiamo nulla, perché a questo punto non sappiamo quali correzioni siano state recepite. La modulistica e l'invio della domanda c'era stato garantito da luglio al 20 di dicembre, che era un modulo e un modello semplificato italiano. Ci siamo ritrovati con l'articolo 4 della bozza che presenta 2 facciate di elenco documenti improponibili, e se anche il Ministero, il sottosegretario, dice che imporrà, altrimenti verranno sanzionati, identificati, non mi interessa, impone a Banca Intesa di produrre la documentazione in 30 giorni, ve lo dico già io, sappiate che se scatta e parte il fondo, il primo giorno saremo tutti da Banca Intesa, Intesa dirà ma che cosa volete? E non solo non li darà nessuno a 30 giorni, ma non li darà a prescindere, seppur consapevoli che avremo 180 giorni. Però gli italiani, noi stanchi, avremo ovviamente l'ardire che se saremo i primi a presentare i moduli saremo i primi anche a avere i soldi, perché è così, c'è molta stanchezza. Quindi già suona male, mi va bene che il governo dica l'onere non spetta a te, se non trovi il conto titoli del 98 te lo procura Intesa. Ma come fa a procurarlo Intesa? Un conto titoli, un contratto d'acquisto di 25, 28, 30 anni fa. Avevamo chiesto un semplice conto deposito in cui si dimostrasse il possesso dei titoli, il numero delle quote, presenta già il valore di ricarico. Il valore di ricarico è dato da una media ponderata, data dagli aumenti di capitale sottoscritti in un arco temporale. Non è che abbiamo chiesto, ce l'hanno proposto. Ecco, esatto. Quindi noi abbiamo cercato anche di dare una mano nella semplificazione.
per chi ha le richieste di vendita, testimoniare la richiesta di vendita, l'accordo transattivo a decurtazione, perché ovviamente verranno passati per ultimi chi ha sottoscritto l'accordo transattivo, e quant'altro fosse necessario dimostrare il rapporto con la banca. Non mi si può chiedere oggi che io devo portare con atto notorio una certificazione in cui si attesta il documento parimenti all'originale, quando non sappiamo se poi la certificazione me la rilascerà il comune, il sindaco, l'assessore, piuttosto che. Ecco, stiamo creando lungaggini e diatribe e questioni burocratiche che ci impantaneranno tutti quanti. Se io ti porto una fotocopia del conto deposito è sufficiente, perché devo andare a chiedere che venga notificata al pari di un originale? Abbiamo tutti gli originali a casa. Detto questo, un'altra considerazione che aveva già fatto Patrizio, ed è non di primo proprio come gravità, e su cui tutti stanno ponendo purtroppo molta disattenzione, abbiamo chiesto da mesi un incontro con i referenti di LCA, SGA, Banca Intesa. È inutile che mi si dica che Banca Intesa una tantum riceve il titolare di turno e magari va incontro alla posizione. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo circa la metà dei possessori di titoli che hanno una posizione debitoria e non sanno neppure perché sono finiti nella LCA, seppur regolari nei pagamenti. Intesa ha quadruplicato i tassi di interesse di rientro e nessuno dice nulla. Intesa aveva promesso 100 milioni, non li ha dati e nessuno dice nulla. Si è trattenuta la rimanenza degli accordi transattivi e nessuno ha detto nulla. Adesso va bene tutto. Dobbiamo piazzarci anche a Torino sotto l'ufficio di Messina, perché siamo al limite del ridicolo in tutto quanto. I liquidatori non potranno andare a fondo con il conteggio delle passività fino a quando Intesa non termina il processo di migrazione con l'acquisizione delle due banche venete. E le nostre insinuazioni al passivo iniziate nel 2017 di fatto non potranno essere valutate fino a quando non è chiaro quello che è dentro e quello che è fuori. Quindi c'è un concatenamento di eventi che di fatto è il cane che si morde la coda. Non ne saltiamo fuori, però nel mentre sappiate che la SGA, che ha commissionato a livello territoriale diverse società di riscossione credito, tra cui la FIRE e la Davancy Trade, stanno già mandando da qui a 2 anni indietro le lettere di rientro in cui il call center chiama e propone un piano di rientro via mail. Ma scusate, ma io disperato devo parlare con un operatore del call center per proporre un piano di rientro e stabilirlo via mail? Ma dove siamo arrivati? Con una mancata comprensione non si capisce quale sia il debito, a quanto e di cosa. Per cui bisogna assolutamente portare avanti questa situazione e richiedere, pretendere un incontro con i referenti di queste 3 realtà, perché la situazione è molto molto grave. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una richiesta specifica nella vostra commissione in cui poter visionare l'elenco degli scavalcati, ovvero l'elenco delle messe in vendita dei soci dopo il 31 marzo 2014. Ad oggi quell'elenco non ci è stato fornito perché a mio avviso sono ben oltre i 500 rilevati dalla Consob e che hanno avuto il 30% e il 50% di risparmio. Scusate, ma gli argomenti sono tanti. Grazie. Io ancora vi rivolgo l'invito, so che ognuno di voi avrebbe tantissime cose da dire, ma per permettere a tutti di poter esprimere le proprie posizioni vi chiedo sinteticità. Però prima di dare la parola a chi la chiede vi volevo chiarire quali sono gli obiettivi che noi vogliamo cogliere, perché sennò alla fine mettiamo tutti in un calderone e poi non troviamo. Noi stiamo facendo un'azione politica forte proprio perché la soluzione a questo problema non ha colore, anche se sono soggetti che hanno maggiore responsabilità e anche gli strumenti per poter intervenire. Quindi la prima cosa abbiamo detto: non vogliamo, non che non ci interessi, non vogliamo attardarci sulle responsabilità che verranno evidenziate dalla magistratura. Quindi noi lasciamo alla magistratura il proprio compito, ci auguriamo che la magistratura faccia presto bene, l'ho detto all'inizio, lo confermo, ma il nostro compito, cioè la politica, ha il dovere di dare risposte a tutti i risparmiatori che sono stati truffati. Allora, siccome noi abbiamo una situazione che è certa, che è quella legata alla legge 145 che è già stata approvata, che è in parte diversa rispetto agli impegni che sono stati assunti, perché io, che ho fatto parte delle 2 commissioni, ho raccolto non solo le testimonianze
e le documentazioni relativi a tutte le posizioni dei soci delle popolari, ma ho raccolto anche tutti gli impegni che le varie forze politiche sono assunte in campagna elettorale, e quindi noi semplicemente chiediamo che vengano onorati quegli impegni. Allora, ho tutta la documentazione, siccome ognuno si è preso degli impegni pubblici, chiediamo che vengano onorati quegli impegni. Allora, la 145 nei suoi contenuti non corrisponde agli impegni che si hanno assunti in campagna elettorale, quindi quella è una legge che va modificata, ma c'è un'altra questione in ballo, che è quella legata all'emanazione dei decreti attuativi. Allora, voi avete in mano una bozza del primo decreto attuativo che non è ancora stata emanata, che è stata fatta circolare, e riteniamo che quella bozza debba essere corretta, e la tempestività con la quale abbiamo ritenuto di intervenire è fare in modo che quella bozza venga corretta e che il decreto recepisca le richieste che arrivano da tutti voi, che giustamente avete delle rivendicazioni che andate anche qui a esplicitare. Quindi dobbiamo fare in modo da far capire che innanzitutto si era preso l'impegno qualcuno di risarcire totalmente i risparmiatori, tutti, non solo quelli che avevano le azioni o i titoli bancari 2013-2014, primo passo importante. Il 30% che è previsto deve essere visto come un acconto, non come il saldo finale. Ricordiamo il passaggio quando addirittura si pretendeva che quel 30% fosse sanatoria totale e che mettesse coloro che aderivano nelle condizioni di rinunciare a qualsiasi tipo di rivalsa contenzioso, ricordiamoci anche questo. E purtroppo, per fortuna poi la cosa è stata corretta in quella parte là, ma dobbiamo partire da questo tipo di presupposto, intervenire prima che il primo decreto venga emanato, e l'azione che facciamo mira a questa qua. Perché per dire, dopo su tutto il resto possiamo disquisire quello che vogliamo, però se continuano ad andare avanti con dei provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata, noi ci troveremo in condizioni sempre peggiori. Quindi laddove possiamo intervenire, interveniamo. Questo è il senso di questa azione politica che coinvolge tutte le forze politiche, o che viene sottoposta a tutte le forze politiche. Dopodiché ognuno sarà responsabile delle azioni che va a intraprendere, per dire, su questo. Quindi questo è il nostro obiettivo, quindi intervenire sul decreto per fare in modo che venga modificato prima della sua emanazione, fare in modo che si capisca, noi capiamo il timore di chi dice: se allarghiamo la platea dei presunti beneficiari, fermo restando la disponibilità, si riduce la quantità di risorse che possono essere distribuite. Non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che ci sia la messa in disponibilità di risorse sufficienti per poter ristorare, risarcire, non indennizzare. La differenza tra indennizzo e risarcimento è proprio questa, mentre con l'indennizzo, una volta che accetti l'indennizzo, quello va a chiusura dell'avvertenza sostanzialmente. Il ristoro invece o risarcimento deve coprire l'entità totale di quanto vantato. Questo è quanto, quindi la differenza non è solamente lessicale. Quindi allora, la questione sta in quei termini. Allora, adesso non andiamo fuori del seminato, abbiamo un obiettivo chiaro e preciso. Conosco purtroppo bene la vicenda, ne sono consapevole, però adesso noi miriamo bene per fare in modo che si intervenga sul decreto di emanazione e successivamente che si intervenga sulla 145, che in alcuni aspetti diverge totalmente da quelli che erano gli impegni assunti dalle forze politiche, in particolar modo di quelle che fanno parte dell'attuale governo. Quindi non volevo solo mettere a fuoco il nostro obiettivo, che è questo, dopodiché sul resto avremo altre azioni da poter intervenire. Ognuno chiede la parola, però se riuscite in 5 minuti vedete Solo una domanda flash che è collegata, chiedo scusa al Conte, visto che è l'unico giornalista presente a parte il collega che è andato via. No, abbiamo l'ufficio stampa del Consiglio, noto che mancano i giornalisti, quindi informare correttamente tutti. Non voglio far vedere. Noto che quello di Giornale di Vicenza è venuto, benissimo, poi già se n'è andatene e nessun altro è presente. Allora, in questa modifica del decreto, modifica e attuazione del decreto, io mi permetto da giornalista e da cittadino di suggerire un altro passaggio fondamentale che all'associazione non è sfuggito, ma che forse oggi
non hanno sottolineato, la legge 145 prevedeva l'emanazione di un unico decreto che andava emanato entro il 30 gennaio. Questo decreto, da quel decreto sarebbero decorsi 180 giorni per poter presentare le domande di indennizzo, ristoro e così via. Adesso ci troviamo di fronte a una situazione per cui, stravolgendo la legge, si parla di un primo decreto che fissa le condizioni generali. Entro 45 giorni dal primo decreto verrebbe messo un secondo decreto tecnico per andare a formalizzare altre modalità. Dopodiché c'è un trucco sotto, me ne siete accorti probabilmente, c'è un trucco per dilazionare ancora. I 180 giorni che dovevano decorrere dal primo decreto, a parte che ne nasce un secondo che non è previsto, i 180 giorni decorrono da quando il MEF avrà nominato la commissione. Quindi sappiate che se questo impianto, al di là dei contenuti, rimane questo, c'è un'ulteriore fregatura, cioè se si sbrigano e fanno subito questo decreto, passeranno 45 giorni per il secondo decreto, 180 giorni, poi le nomine, quindi si va nel 2020. Questo ve lo dico perché penso sia un punto fondamentale, perché è un gioco a rinviare sostanzialmente. La questione è chiara, io non a caso ho detto che, attenzione, scusa Barbara, qualcuno si è assunto degli impegni e sta cercando dei pretesti per dilazionare nel tempo, non so se se ne die, l'onorabilità di questi impegni. Scusa a Franco, su questo noi dobbiamo invece agire per fare in modo che si faccia presto e bene. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Proprio Conte, allora abbiamo 5 minuti per cortesia a ognuno e anche gli altri che intendono intervenire, perché così diamo spazio. Ringrazio come sempre l'opportunità di tenere viva questa vicenda. Io vorrei essere molto essenziale, quindi starò anche sotto i 5 minuti. Per questo motivo noi abbiamo un punto di partenza che è il 27 dicembre 2017, quando con il voto di tutti, io questo continuo a ripetere, mi pare una roba allucinante, la gente dice, col voto di tutti, da Fratelli d'Italia all'EU, si dice che i risparmiatori hanno diritto a essere risarciti in misura integrale, cioè non ci sono palettini, in misura integrale, votatela tutti. Poi dopo il governo Gentiloni ha proceduto con un decreto improprio, zoppicante, eccetera, eccetera, è arrivata una maggioranza, voleva fare di tutto e di meglio, e il risultato è che oggi noi siamo, come ricordava prima l'intervento di Coriello, a un fatto che se va bene e se andiamo di corsa, il primo assegno, non l'ultimo, che arriverà chissà quando, ma il primo assegno arriverà quantomeno con la Befana del 2020, per chi crede alla Befana. Cioè, voglio dire, noi abbiamo perso un anno e mezzo in una situazione drammatica. Per cui l'appello che oggi volevo fare era questo: non andiamo a migliorare quello che poi non è migliorabile, perché c'è una norma base, che è il 145, che è incompatibile con alcune richieste per noi essenziali. Se le forzano, poi prima o dopo saltano, si ingarbugliano. Io l'invito che faccio è questo: togliere ogni alibi a questo governo, virgolette, sulla materia di cialtroni, e procedono a dare attuazione a come vogliono loro, perché non possono venire a Vicenza a dire, a prendere in giro gli risparmiatori dicendo abbiamo scritto la legge come l'avete voluta voi. Non ce lo possono dire, la legge è stata scritta come hanno voluto loro e qualche associazione collaterale che andavano di moda ai tempi della Prima Repubblica. Speravo che non ce ne fossero più, ma ci sono ancora. Quindi noi rivendichiamo, ma a chiare lettere, che loro procedono ad attuare come vogliono, addirittura quelli che cominciano con la lettera A, i zoppi, esclusi i terroni, favoriti gli altoatesini, non mi interessa, lo pubblicano come vogliono loro, perché il 31 di gennaio era un termine, badate. In sede di mille proroghe, nel settembre scorso, al Senato è stato proposto di portare la pubblicazione del decreto ad agosto. Il governo è intervenuto e ha detto al PD che aveva presentato questo emendamento: guardate, settembre è troppo presto, agosto è troppo presto, facciamo il 31 di ottobre. E all'unanimità il Senato ha votato di pubblicare il decreto della 205 entro il 31 di ottobre. A quel punto il sedicente e onnipotente sottosegretario Bitonci ha detto a noi che eravamo contenti di questo: vittoria di Pirro, ve la faccio vedere io la vostra vittoria.
alla Camera, è stato ribaltato questa decisione, è stato portato in termine al 31 gennaio. Il 31 gennaio, caro Presidente, è un termine voluto da un voto specifico del Parlamento e da un termine indicato dalla legge approvata con 145. Quindi a questo punto, e chiudo il mio intervento perché era solo questo, non lasciamoci portare dentro la controversia e così, e la detenzione, e gli zoppi, perché facciamo il gioco di chi vuole rinviare, che tirino e comincino a pagare questi soldi. Io ho proposto, e finisco, si chiuda questa vicenda col 30%, e lo dico all'amica Venuti, a me 100.000 euro non va bene. Quando è bene in un'ottica in cui noi stiamo facendo appunto un discorso da legge fallimentare, da creditori, di sociali. No, qui il problema è che noi abbiamo diritto a essere qui oggi, non perché abbiamo comprato una partita di pomodori pelati scaduta e chiediamo il danno. Siamo qui oggi perché abbiamo una copertura dell'articolo 97 che ci dice che la tutela, che la Repubblica promuove tutela, quindi noi ci facciamo quella tutela che è integrale e quindi diciamo, in chiudo, distribuiamo subito il 30% a tutti e per il restante 70% procediamo a un percorso che passi magari attraverso l'abito, visto che l'abito fa schifo a questo governo, a noi non fa schifo perché noi non temiamo il valore, noi temiamo la giustizia che dura decenni, ma non temiamo un arbitro che ci dice in 180 giorni se abbiamo tutti ragione a costo zero. Quindi noi diciamo, cominciamo subito il percorso per il 100%, che sia il 100%, poi dopo che seguiremo prima quelli con gli invalidi, che seguiremo prima con l'età di 90 anni, perché il dramma è questo, seguiremo prima quelli che hanno l'istituto sociale, questo va bene rispetto alle risorse, ma con quest'ottica. Io credo, non dobbiamo per ogni indugio, diciamo pane al pane, chi ha voluto credere in questo governo ne faccia ammenda, vada a confessarsi e torni a questo tavolo solo se ci sarà, il tavolo del governo, solo se ci sarà l'attuazione, se no non si parla più. Grazie signor Conte, prego. Buongiorno a tutti, Milena Zaggia, rappresento un po' le quattro banche del centro-sud. Allora, sono d'accordissimo, stringo molto, d'accordissimo su tutto l'iter che la Barbara Venuti ha praticamente esposto e approvo con piacere quello che Conte ha detto, perché l'attuazione immediata vuol dire mettere alla prova effettivamente oggi questo governo. Che io ho sposato e che sono qui a rivendicare tutto il lavoro che abbiamo fatto, perché siamo partiti veramente effettivamente in un circuito e l'abbiamo fatto tutto e siamo a 2 passi dall'arrivo, ma non ce la vogliono dare. Sottolineo una cosa, che le associazioni che non sono presenti oggi, comunque anche a loro non va bene il FIR. Non va bene neanche a loro perché hanno presentato anche loro, erano 2, erano 4, erano 5 all'inizio, non andava bene questo modus del FIR, di conseguenza siamo arrivati alla fine che il governo ha fatto quello che voleva e nessuno qui, non stiamo parlando di vincita, hanno vinto loro mettendoci oggi in difficoltà e in minoranza, cosa che noi non vogliamo. Perché 350.000 famiglie oggi hanno bisogno effettivamente di avere una risposta. Perciò andiamo avanti, sono d'accordo sul 30, vedremo che cosa fare dopo, perché effettivamente non possiamo essere all'inizio della lotta, dobbiamo arrivare a un punto intermedio, perché se no andiamo sempre avanti ad oltranza. E credo che questo governo abbia cercato appositamente dei canali per poter rimandare questo decreto attuativo. Io non penso che tutti qui presenti non siano d'accordo, mi tolgo la veste giallo, verde, rosso, nero, sono una risparmiatrice, rappresento delle persone che hanno praticamente subito un torto, un danno, punto e basta. Togliamoci i nostri colori partitici e andiamo avanti con quello che è un rimborso di una truffa veramente di massa. Grazie a lei. No, volevo solo chiudere che noi abbiamo già l'esperienza della magistratura dove i nostri processi penali sono finiti in un calderone dove nessuno è colpevole o pochi e di conseguenza tengo a precisare che la violazione massiva sarà ed è una cosa così campata su non so che cosa. D'accordo con Patrizio Miatello sul discorso della commissione d'inchiesta, ma almeno nel nostro caso Carife la commissione d'inchiesta ha risposto che noi non abbiamo avuto un
un esproprio del risparmio. Perciò attenzione a tutte queste cose. È servita moltissimo, ma poi alla fine... Posso? Aspettate, allora per dire grazie a lei intanto, vi prego di chiudere i microfoni perché sennò fa il rimbombo. Possiamo anche condividere il fatto che si dica andiamo avanti col 30% e poi vedremo cosa succederà dopo, però non è indifferente il fatto che quel 30% venga dato a meno del 20% degli aventi diritto. Ah sì, Perché guardate che poi il decreto attuativo sta creando le condizioni, se dovesse essere approvato e emanato così come gira in bozza, sta creando le condizioni perché riduca a meno del 20% la platea dei potenziali beneficiari, primo ragionamento, e poi a quel 20% vengono imposti una serie di adempimenti burocratici che renderà molto difficoltosa la presentazione della domanda. Cioè, e quindi la questione sta in quei termini. Io semplicemente torno ancora a invitarvi. L'oggetto di questa mozione che noi vi abbiamo sottoposto non vuole risolvere i problemi del mondo, ma semplicemente intervenire in tempo utile per fare in modo che venga emanato un decreto attuativo che non limiti le possibilità di poter accedere a quei poche risorse disponibili e a quei pochi ai quali in teoria viene concesso di poter presentare la domanda siano prospettate una serie di difficoltà che vanno a disincentivare la presentazione della domanda. Il problema è questo, quindi su tutto il resto, sulle responsabilità, magistratura, su tutto il resto ne parleremo nei prossimi anni, ma adesso facciamo in modo da poter intervenire laddove possiamo intervenire, e possiamo intervenire adesso, a legge 145 approvata, possiamo intervenire solo sul decreto attuativo per fare in modo da limitare i danni. Ecco, scusatemi se mi permetto di riportarvi alla concretezza. Prego, prendete la parola, però siamo proprio fuori. 2 minuti a testa. 2 minuti a testa, Fulvio Pallari, Adusbef. Io condivido larga parte di quanto è stato detto dai colleghi dell'Associazione dei Consumatori stamattina. Abbiamo trovato a del poco scandaloso l'accaduto in Senato, che ha stravolto, e qua tendo a sottolineare questo aspetto, l'impianto normativo che avevamo faticosamente costruito ben 13 associazioni di consumatori. Ecco, io di questo francamente, tramite l'istituzione Consiglio regionale Veneto, chiedo conto, in parte perché vorrei capire come accidenti è potuta succedere una cosa del genere. Allora, 13 associazioni di consumatori che oggi sono qua presenti, che hanno contribuito a scrivere e poi confluito nell'articolo 38 tutta una serie di emendamenti con larga fatica, anche di sabato e di domenica, come qualcun altro giustamente ha detto, ci siamo ritrovati dalla mattina alla sera con il testo di legge sconvolto. Io questo francamente lo ripeto e lo sottolineo, sconvolto da 2 associazioni di consumatori che neanche si degnano di partecipare a questo tavolo. Ecco, questo francamente, sinceramente, fa imbestialire la larga maggioranza dei presenti. Perché questo oltretutto, ad onta di questa faccenda, queste stesse 2 associazioni di consumatori hanno l'ardire di fare una manifestazione pubblica il 9 di febbraio a Vicenza, convocare 2 vice premier e tagliare fuori dal Palasport 13 associazioni di consumatori che sono anche sedute a questo tavolo. Allora, questo è successo, signori, e che ha portato a questo accidente normativo che stiamo tutti quanti analizzando e che è un vero scandalo, perché lo abbiamo dettagliato in tutte le forme, anche con Copiello che ci siamo trovati in televisione, anche nel regolamento attuativo. È una cosa che fa orrore, viene venduta come sottoscritta anche dal professor Dormetta. Io mi auguro che Dormetta intervenga e ci dica qualcosa. Bene, questo è il primo passaggio, quindi quelli che sono seduti qua, nessuno di questi ha firmato quell'obbrobrio giuridico, perché di questo stiamo parlando, tanto per cominciare. Secondo passaggio, sulla questione dell'immediatezza, io penso che oramai tutti quanti siamo stanchissimi, quindi siamo arrivati al limite dell'esaurimento, per cui partiamo subito, facciamolo subito, per quanto mi rendo conto, Franco, che questa norma fa schifo, perché è una cosa indegna. Cioè, allora, ma è una cosa, ma guardate, questa norma, ma diciamolo francamente, fa schifo, è una cosa indegna, anche dal punto di vista tecnico. Io non ho mai visto lavorare del genere. Allora, detto questo, partiamo, però se tramite la Consiglio regionale del Veneto riusciamo ad arrivare al restante 70%, Franco, che era anche il tuo obiettivo fin dall'inizio, e io qui lo rivendico con la 205, non mi vergogno assolutamente,
Parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro. Dunque questo era il nostro obiettivo fin dall'inizio con Franco Conte, abbiamo sempre combattuto per questa cosa. Quindi, per carità, andiamo avanti perché ormai siamo ai limiti dell'esaurimento con questa autentica schifezza, va bene? Dopodiché andiamo per il 70%, se voi ci appoggiate, se tutto il Consiglio regionale del Veneto finalmente ci appoggia a noi qui in questa battaglia, vabbè, siamo con voi. Il nostro obiettivo è questo, come dicevo all'inizio, fare in modo da riuscire trasversalmente ad avere la forza per fare in modo che possa essere corretto quello che viene spacciato come fatto su indicazione vostra, perché il governo sta spacciando il fatto che quello che sta facendo lo sta facendo concordemente con voi, quindi qualcuno parla indebitamente a nome vostro, o qualcuno parla indebitamente a nome vostro, o qualcuno ha convinto le educande che sono al governo, li ha convinti in assoluta buona fede e che voi siete d'accordo con quello che dico, semplicemente questo. Quindi è qua. Ringraziamo anche il consigliere Maurizio Corte che ci ha intanto raggiunti. Vi dicevo, vi confermo che questa azione che noi stiamo facendo in Consiglio regionale del Veneto avrà un'analoga e contestuale azione presso il Parlamento nazionale, in modo tale che arrivino al governo nazionale pressioni sia dal Consiglio regionale che dai parlamentari. Lo faremo contestualmente, senza distinzioni di appartenenze politiche. La mozione, se possibile, approvata in tempi brevi. La mozione lo chiederemo, l'abbiamo già presentato ufficialmente, dando la possibilità a tutti i consiglieri di poterla sottoscrivere. Se ne condividete i contenuti, sapendo qual è l'obiettivo, perché vogliamo capire se ne condividete i contenuti, noi chiederemo a tutti i consiglieri di tutte le forze politiche di sottoscrivere la stessa cosa per il Parlamento nazionale. Prego. Allora ringrazio il consigliere Berlato per questo invito, per questa ulteriore opportunità per discutere sempre di questo enorme dramma. Sarò brevissima, approvo i contenuti che sono già stati espressi ampiamente, dettagliati dai colleghi. Sottolineo una nostra particolare esigenza, se potesse aiutarci ad avere un incontro con il ministro Tria. A livello istituzionale, non in bar, non in ristorante, avere un confronto diretto di tutti, con tutte le associazioni e comitati soci che da 4 anni sono qua in trincea, per poter parlare direttamente con chi ha la delega banche. Elena Bertorelli, Casa del Consumatore. Lo faremo come consigliere regionale in modo tale da poter provocare questo incontro. Lo faremo. Grazie. Matteo Cavalcante, Associazione per Veneto Banca, anch'io ringrazio e mi ricollego. Non è una nostra, questa richiesta è una richiesta forte, perché ci siamo trovati con una cabina di regia che abbiamo sempre suggerito, ma senza regista. Cioè abbiamo avuto diversi registi che poi sono scomparsi. Per questo richiediamo una persona autorevole come il ministro Tria, ma non perché deve firmare ad occhi chiusi qualsiasi cosa, ma proprio perché abbiamo la necessità di capire. Poi ne approfitto, visto che rappresento soprattutto imprenditori, e mi ricollego al tema di queste posizioni, questi incagli, del silenzio totale che abbiamo da parte di LCA e SGA. Avevamo chiesto sempre in questa cabina di regia di avere un nostro rappresentante, questo per il momento ci era stato promesso ma non l'abbiamo avuto, e visto che ci sono dei consiglieri regionali vi do un consiglio. Io ho già parlato qualche volta, visto che abbiamo qua un'eccellenza come la CGA di Mestre, di coinvolgerla per raccogliere dei dati, perché se la SGA non ce li dà dobbiamo arrangiarci, come spesso fa il Veneto, raccogliere i dati e poi presentarci giù dal ministro Tria e dirgli: questi sono i dati, questi sono i drammi. Però se no viviamo di voci, purtroppo mi arrivano parecchie telefonate, ma avremo bisogno di dati concreti di qual è la reale situazione. Grazie. Grazie a lei. Siamo 15 minuti fuori dai tempi massimi e chiedo ai colleghi se intendono intervenire, al vicepresidente Massimo Giorgetti del Consiglio regionale e al collega Conte se intendono intervenire, altrimenti io direi di chiudere qui. Abbiamo messo a fuoco la questione, grazie per la vostra collaborazione, ci attiveremo immediatamente sia qui in Consiglio regionale, dove già abbiamo depositato la mozione, inviteremo a sottoscrivere, ripeto, a tutti i consiglieri di tutte le forze politiche. Stessa identica iniziativa faremo a partire da oggi in Parlamento nazionale. Grazie a voi per la vostra partecipazione. Grazie.
BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR, responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex Popolare Vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR, responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiù.com.